Buonasera dal Centro Culturale Candiani di Mestre e bentornati ad una nuova puntata di Candiani Factory. Anche per quest'oggi i comici di Cabaret Candiani saranno guidati dai Rospi, che se la presero con la mia camicia. Vedremo poi il cortometraggio di origine afghana Mama di Mohamed Haidari e parleremo della città con Francesca e Massimo Caberlotto, con Elvira Rossi e con Giulio Gaeta. Per chiudere, l'agenda con gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani per tutta la prossima settimana. Buona visione! Bentornati a Cabaret Candiani, ovvero te le ricordi Chiara Candiani? Questa sera la squadra dei nostri comici è capitanata dai Rospi. Tu metti una camicia così e chiedi a noi cosa voglio far ridere. Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero te la ricordi Chiara Candiani? Sigla! I nostri padroni di casa oggi sono i Rospi. Io mi ricordo che Chiara Candiani aveva la passione per il Risorgimento. Beh, importante, quest'anno festeggiamo il 146esimo anniversario della proclamazione del Regno d'Italia. È vero, era il 17 marzo 1861. E l'eroe di quei giorni era lui. Lui chi? Giuseppe Garibaldi. Garibaldi lo faccio io, anche perché mi sento eroe dentro. Garibaldi, l'eroe Garibaldi. sprezzante del pericolo a cavallo della sua armata. Antonio, cioè Garibaldi non aveva il cavallo a dondolo. Basculi. Ma hai dato un pony? Era l'eroe dei due mondi. Guarda che eroe. Garibaldi era Guarda. sprezzante del Guarda come pericolo. sprezzo il pericolo. Garibaldi era un eroe. Guarda che eroe. Garibaldi a cavallo della sua Cavallo armata. con il suo cavallo. Garibaldi, sì. Garibaldi aveva una splendida camicia rossa. Non ce l'hai, quindi. Un piccolo sforzo di immaginazione e una meravigliosa camicia rossa. Garibaldi era bello. Guarda che sono bello. Un grosso sforzo di immaginazione. Garibaldi era amato dalle Guarda donne. come mi amano le donne. Perché Garibaldi aveva lo sguardo intenso, Intenso, il corpo muscoloso, muscoloso, la mascella quadrata, quadrata, la barba incolta e lunghe fluenti chiome sulle spalle. Tu sei veramente un gran bastardo però, eh. Ma non è colpa mia. Cosa faccio allora? Non faccio Garibaldi? No. Chi fa Garibaldi? L'eroe narratore lo faccio io. E io chi faccio? Fai il commissario Montalbano. Ma un eroe calvo ci sarà nella storia, Sì, no? Mastro Lindo. Vabbè, dai, c'erano i 1000, fai uno dei 1000. E uno dei 1000 chi? Il 791. Non mi piacciono i numeri dispari. Allora fa il 343. Chi è il 343? Era uno dei fratelli Cairoli. Enrico Benedetto chi? Groppello Cairoli. E dove lo trovo? Sulla Milano-Genova, dopo Binasco. Ma non ho capito perché devo fare un paese. Vabbè, la piazza c'è. C'è anche Largo Marconi. E volendo c'è anche Vicolo Corto. Quindi, sei pronto? Dai, andiamo, dai. Partiamo! Dai. È la notte fra il 5 e 6 maggio 1860. Salparono da quarto dei 1000. Il 1000 è 250. Sei un cretino. Sì. E finalmente sbarcarono a Marsala, una località stabilita all'uovo. Cercando di evitare la spigolatrice di Sapri. Una portatrice di sfiga. Erano 300. Erano giovani e forti. E sono morti. Ecco, roba morta, inerte. La prima battaglia sicola fu a Milazzo. Milazzo, sì, A Milazzo Garibaldi strinse amicizia col sindaco del luogo. Chi? Sì, il sindaco del luogo era Bertinazzo, era Cacciarazzo. Venezia. Questo è difficile, Sì, vabbè, vabbè, non fa importa. niente, dai, non importa. Garibaldi il 20 giugno. Stremato dalla fame. Entrò Trovò pezzo di pizza. in una pozza in via dei Pazzi, a Milazzo. Che puzza. Azzo. Rozzo. Ma la battaglia fu comunque campale. Sì! Come dice il cinese prima della condanna a morte, non voglio molile, voglio campale. Ma intanto il nostro eroe
Sì. dopo essere approdato in Calabria, era arrivato a Napoli. Napoli. Arrivati a Napoli, Nell'agosto del 60 i garibaldini entrarono a Napoli dandosi alla Pizza Gioia. ecco, i garibaldini omosessuali Sì. entrati a Napoli si fecero il maschio e un gioino, Sì, 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 una sì, fortezza d'uomo. Ah, sì. sì, sì. E intanto che il re si dava Gaeta, Garibaldi si dava Margherita. una pizza di donna. Oh. Sì, Ma sì. intanto in Italia, Sì, c'erano motti e rivolte. Sì, sì, A sì. Venezia Silvio si Pellico, fece rinchiudere nella casa del padre di E.T., lo Spielberg. in cella gli giravano i marroncelli, Sì, sì, un ragazzo in gamba, Agile e svelto come un felino. anche da qui il detto, Quale? tanto va il gatto all'arto che ci lascia lo zampino. Ma intanto a Milano c'erano state le 5 giornate. Giusto, ne avevano soppresse 2, sì, quale? domenica riposo e giovedì Trippa. A 15 anni facevo l'amore. Sì, va, dai, che l'avanti un A passo. 16 anni facevo. Dai, che l'avanti. A 18 anni facevo Dai, l'amore. che A 25 facevo l'amore. A 26 avevi già smesso. Ma intanto Radeschi si rifugiava nel quadrilatero di Carlo Cattano in un monolocale vista Navigli. Il conte Camillo Benso fondò la prima TV via Cavo, il canale Cavour. Ma sì. intanto Garibaldi risaliva dal sud con gli ultimi 20 valorosi rimasti. Anche da qui il detto, 20 forti dal sud. Fino ad incontrare il re in una località che evoca una bevanda analcolica dal chiaro gusto di sterco, il tè ano. Ed è proprio qui che il re chiese a Garibaldi. Ed è proprio qui, proprio lì, che il re chiese a Garibaldi di fermare la sua ascesa. E per obbedienza il nostro eroe rispose: Porca vacca, mi son fatto un mazzo così. e voi soltanto dei mazzini. Fratelli d'Italia, l'Italia stessa. Provino Paganelli prima. Salve, sono la cugina della regina di cuori, la regina degli infarti. Il prossimo. Questa faceva schifo anche a me. Forza ragazzi, forza! Ho detto ancora niente, non ho capito. Tornate in classe, forza ragazzi, la ricreazione è finita. E ora di tornare alle vostre attività scolastiche di tutti i giorni, forza. Attività scolastiche, mandare i messaggini, spogliarvi, toccare il culo all'insegnante, quelle cose là, insomma. Oggi ragazzi, al giorno d'oggi la scuola, gli alunni aspirano solo a fare o le veline o i calciatori. I professori aspirano solo a fare il preside. Il preside non vuole fare niente, aspira solo a fare il bidello. Il bidello aspira solo la polvere. E se come tutto il ciclo della scuola porta alla monnezza, hai capito? Questa non è proprio per me. Io per stare al top dovevo stare nella musica. Infatti avevo fatto domande come insegnante di musica. Dici non si preoccupi, intanto l'assumiamo come bidello. Poi appena De Santis va in pensione, il posto di scuola di musica è suo. Anzi, sono 20 anni che aspetta. De Santis tiene 95 anni, sta ancora là. Ho provato a fargli di tutto, pure degli attentati. Gli passa la cera nella stanza di musica, gli sfido il manubrio della bicicletta. Niente, quello è come Mike Buongiorno, non muore mai. È l'ultimo degli Highlander. Per fortuna io mi sono organizzato e faccio canzoni in pulizia. Questo è proprio per me. Eccolo qua. A batteria. Eccolo qua. Guarda che bellezza, guarda. Ecco, vai il primo scocciatore. Pronto? Sì, per Sessate Dominici, sì, l'avevo cercata io, sì. No, no, e quelli sono i genitori della terza C che si lamentano per i suoi metodi di punizione. Ed io ho capito che lei li mette solamente dietro alla lavagna, ma noi teniamo solo lavagna a muro. Dica che non è colpa sua per i mal di testa, pure se c'hanno gli ematomi, va bene? Arrivederci, arrivederci. Sei pazza. Fammi fare un po' di batteria, va, mo ci mettiamo basse, yeah. Eccolo qua, guarda che spettacolo, lo zucchero, lo zucchero. Ah.
Io sto lavorando, sindaco! Pronto, signor Preside! Ho visto il numero e mi sono offeso. No, l'avevo cercata io, sì. No, era per quella conferenza per i ragazzi sulla droga. Sì, volevo proporre come relatore mio cugino. Psicologo. No, spaccia. Non va bene. Vabbè, non va bene. E si dice che non va bene. Arrivederci, signor Presidente, arrivederci. È invidioso, capito, no? Poi ci mettiamo pure un po' di chitarrina, la chitarrina. Eccolo qua. E poi gli faccio la canzone a tutti quanti. Preside, deficiente, sanno tutti che sei impotente. De Dominicis, professoressa, sanno tutti che sei una grandezza. Preside, oh! Preside, oh! Preside, oh! Preside, oh! Prima che mi arriva una telefonata del preside, forse è meglio che me ne vada. E sapete che vi dico? Un consiglio a tutti quanti. State lontani dal mondo della scuola di oggi, perché è come Platinette. Da fuori è brutta, ma sotto è proprio una monnezza. Buonasera, scusate, se non vi dispiace vorrei anch'io giocare un po' al cabaret con voi. Non stavo leggendo il giornale, no, sono anche contento perché finalmente hanno arrestato il magazziniere sadico, sì, quello che frustava il muletto. Sì, no, non c'è niente da applaudire, è un sollievo. No, tra l'altro l'ho letto su Il Giornale, cioè chiamare un giornale Il Giornale, vabbè che c'era mio padre che voleva chiamarmi figlio quando sono nato. No, sul serio, che poi non mi piace sto giornale perché è equilibrato, vedete? Vedete che non cade? È caduto qualcuno dietro invece. Prego il sindaco. No, comunque, niente, mi piacerebbe stare a fare il gioco del cabaret. Ho scritto delle cose anch'io che spero vi facciano divertire. Oh. I miei genitori sono protestanti osservanti. Mi guardano e si lamentano. No. Grazie, siete stranamente gentili. Mio nonno faceva il gelataio e quando è entrato in coma è l'unico che ha visto il cono di luce a 2 gusti. Ecco, adesso mi gaso ma arriva subito l'ammazzata, sento già i fiocchi di neve scendere qua. Nel fine settimana mio zio vende compassi, tanto per arrotondare. No, era quella peggio. Mio cugino è così stupido che un giorno ha incontrato il suo sosia e c'è cascato. Vedevo già nuvoloni neri all'orizzonte, carichi. Ma se vado a lavorare alla Pirelli, posso masticare le gomme? Bene, per oggi è abbastanza. Non vi meritate altro. Comunque ricordate che con Chiara Candiani hai sempre un posto in prima fila. Grazie. Il loro aereo è precipitato su un'isola deserta. Vatti a fidare di voli economici. Ora dovranno cavarsela da soli. Ma dalle facce sembrano proprio degli imbranati. Sti tre non campano a lungo e ci tocca chiudere il telefilm. Vorrei sapere chi li ha scelti sti attori! Comunque, l'isola è brulica di inquietanti presenze. E l'hostess, prima di precipitare, aveva detto: con quei due, ma nemmeno se fossimo su un'isola deserta. E quindi dovranno fare i conti senza l'hostess.
Provino Paganelli, seconda. Sono il cugino della Pantera Rosa, la Pantera Rasa. Il prossimo. Ma varati anche la Pantera Rasa mi toccava, senti, sta banda di imbecilli qua, con tutte le cose che ho da fare, niente qua, vedo la Pantera Rasa mi tocca sta. Ma signor Attilio, cosa ha da fare? La beata fava, dico, ma voi dovete far la casa, se tutta un'altra roba. Scusi, ma allora perché è venuto allo spettacolo? Perché? Perché ho trovato parcheggio al Candiani, ecco perché. L'unico posto dove si trova parcheggio al Candiani e ora sono io qua dentro. Cioè, in base a dove trova parcheggio, lei si ferma? Certamente. Cioè, se trova parcheggio davanti a un cinema, cosa fa? Va al cinema? Certamente vado dentro al cinema. Diciamo che basta adattarsi un attimino a quelle che sono le esigenze. Per esempio, l'altro giorno volevo abbonarmi a Sky, niente, e ho trovato parcheggio di Frontena Accesa. E quindi? E quindi anziché comprarmi la parabola mi ha sentita dal prete. Ma sa che ha fatto molto bene, molto bene. Ed è sempre un concetto. Ma ascolti Attilio, ma una curiosità, ma e se lei ha bisogno di una farmacia? Sì. E si ferma, non so, trova parcheggio davanti a un video noleggio, cosa fa? Ma è semplicissimo, ci si adatta e si va dentro e si affitta un film di Vanzina. Perché dei Vanzina? Ma perché mico che va in farmacia del solito solamente per i purganti e ora vedo ma è lo stesso effetto. Scusa un attimo che parla il microcefalo qua. Dai, sentiamo a boiare. Posso una considerazione? Se tu devi andare per esempio in banca e invece parcheggi davanti i cessi pubblici è lo stesso? Com'è lo stesso? Perché è lo stesso? Perché in entrambi i casi devi versare dei liquidi. Ascolta, ti liquidi te nel cervello prima che te faccia una siringata, giri te e tocchi te un fiato manco, cretino, dai, vediamo un attimo cosa che viene fuori. È un vizio. È un vizio e non sei l'unico tra l'altro. La pizza l'ha ordinata lei la pizza? No, Pizza battuta e anche pizza. Guardi, sto cercando di smettere, per cui se può evitare. La battuta almeno? Battuta, sì. Mia madre è incontentabile. Ogni volta che mi manda a prendere un piatto piano, sono sempre troppo veloce. Grazie. Era meglio prendere la pizza. Comunque la donna per cui sono deperito 1 etto e 26 grammi questa settimana si chiamava Anna. Anna era una donna particolare perché odiava la carne. Era una vegetariana. L'ho conosciuta alla Scala, l'ho conosciuta fuori dalla Scala, stava tirando delle uova contro quelli che avevano la pelliccia. Io ho detto, va bene, ho capito, ti scagli contro di loro perché hanno ucciso un animale per dargli la pelliccia, però sai anche tu quanti pulcini stai sacrificando? Poi alla fine, insomma, abbiamo cominciato a frequentarci e anch'io le ho regalato una pelliccia di visone. Ma ha detto, ma come? Ma anche questo è un animale morto! Dico, sì, è vero, però adesso non potremo permetterci più carne per 8 anni, cioè nel cambio ci abbiamo guadagnato. Lei era vegetariana proprio totale, precisa, perché spiego, i vegetariani si dividono in 3 categorie. Vegetariani, quelli che non mangiano la carne e il pesce, vegetaliani, che non mangiano neanche le uova e i formaggi, poi c'è una categoria ancora più estrema, credo si chiamino i vegani o qualcosa del genere, che mordono la terra, perché cosa è rimasto? Ecco, io i vegetariani li divido in altre 3 categorie. Normali, bastardi, molto bastardi. Spiego la differenza. Normali, vivi e lascia vivere. Mi mangio la mia verdura, ti mangi la tua carne. Bastardi, quelli che quando arriva un pollo in tavola lo guardano e fanno «Ah, un cadavere!» Molto bastardi, quelli che quando arriva in tavola un agnello arrosto non dicono niente, aspettano. Come tu prendi la forchetta e la infili nell'agnello, di nascosto fanno «Beh!» e ti ghiacciano il sangue nelle vene. Uno di questi molto bastardi l'ho fregato una volta, eravamo usciti a cena insieme, gli ho ordinato uno stinco di maiale al forno, lui mi fa, ma lo sai che per farti mangiare questo stinco di maiale hanno dovuto ammazzare un maiale intero? Gli ho detto, non è vero, conosco il maiale che l'ha fornito, è zoppo, campa da Dio con la pensione di invalidità. Discorso chiuso, ma perché sì? Perché c'è gente che è diventata vegetariana perché ha visto Babe Maialino Coraggioso.
che se facevano baba alla rucola intrepida, l'insalatina non se la filava più nessuno. Ma poi dico io, sei vegetariano perché? Perché rispetti gli animali, giusto? Ma almeno il pesce mangialo. Voi direte, ma anche i pesci sono animali, è vero, ma avete presente che vita di M fa un pesce? Allora, i pesci, se beccano un'influenza e gli dicono hai bisogno di clima secco, fottuti. I pesci non fanno sesso, arrivano, depositano delle uova, arrivano altri pesci, le fecondano. Peggio di internet, neanche chattano questi. Il pesce non si è ancora suicidato perché ha i braccini troppo corti per tirarsi un colpo di pistola e affogarsi non può. Però vi garantisco che come arriva giù, la canna da pesca la guarda il pesce e dice l'eutanasia, e va su che è una bellezza. Ma Chiara Candiani era un'altra cosa. Vengo dall'Iraq, peggio, vengo dal bagno, e il bagno è pieno di insidie, è pieno di nemici, è un po' come andare a caccia, bisogna fare piano, silenzio. Fermi tutti, zitti, silenzio. Porca miseria, ho ucciso l'anitra VC. No, però non volevo uccidere l'anitra. Oh, guarda, è ancora viva, povera, muove le alette. Ecco, meglio, no? Stavo cercando di uccidere un pelo superfluo. Un pelo superfluo che mi perseguita. È terribile. Ho provato con tutte le armi, però niente. Sembra che invece di morire si ingrossa, si ingrandisce sempre di più. Io non so più cosa fare. Questa sera, per esempio, tengo un appuntamento con un uomo, una cenetta, e poi... E come faccio? Come faccio con questo pelo? Cosa dico durante la cena? Ah, cameriere, aiuto, un pelo! Dove, nella minestra? No, è qui, è invisibile. Perché così, purtroppo, lui è sempre demesso. Per esempio, non è timido, A lui le piace mettersi in mostra. È superfluo e esibizionista. L'altro giorno è andato al parco de notte e... Ah! Io non so più cosa fare con questo pelo. Per fortuna che uso le armi e che soy brava nelle arti marziali. Soy come Uma Thurman in Kill Bill. So già come andrà a finire anche questa volta. Eviterò di fidanzarmi per un pelo. Ma lo faccio fuori, lo distruggo, a costo di usare il diserbante. Te uccido, pelo. Che buona questa zuppa. Lumache e lenticchie, pensi. Una ricetta di Lucrezia Borgia. Fermo, non tocchi nulla! Potrebbe inquinare le prove! Non è che sono 3 giorni che non mi lavo, ma inquinare le prove addirittura, capitano, insomma. Beh, d'altronde è un cuoco. Come diceva Cesare, tu cuoque, brute fili mi. Non sapevo conoscessi il francese, capitano. Io conosco tutto del francese, conosco le fromage, il champagne, i baci. A proposito, il cadavere è sporco di cioccolato. Era un colpo di Magnum. Ma io questo lo conosco. Ah sì? L'ho visto in un ristorante cinese di Mestre. C'è anche un biglietto da visita. Ai 4 Canton. Qua vicino al Terraglio, sì.
Guarda, un biscottino della fortuna, guardi. Ne apra uno, che dice? Ah, i numeri della smorfia napoletana. 47, morto che parla. Scusi, io volevo fare una domanda, no? 48, morto che tace. Ci sono altri testimoni? Sì, ho già parlato col barista, c'ho un cinar e l'aiuto cuoco con Iccio coi ceci. Ha già ispezionato la cucina allora? Sì, appena entrato sono scivolato subito sulla salsa di soia. Questi cinesi la mettono dappertutto. Ma la sorpresa è venuta dopo. Lì nell'angolo c'era un cameriere e aveva 2 bastoncini infilati di dietro. Ah, ha scoperto da dove veniva? Sì, sicuramente da Shanghai. Torniamo al cadavere. Aveva vizi particolari? Guardi cosa ho trovato, capitano. Ah, droghe leggere. Offrire agli amici mai, eh? Dove è stato visto l'ultima volta? A un party in piscina. Cucinava? No, faceva il morto. Giusto. I risultati delle lastre? Sì, ce li ho qua, un attimo che controllo. Sì. Ne avevo fatti prima. Capitano. Beh. Mamma mia. Che c'è? C'aveva tutto lo stomaco sotto sopra. Idiota! Un altro biscottino della fortuna. Questo è della sfortuna, capitano. Perché? C'è scritto il nome dell'assassino. L'assassino è il capi... Senta, scriva. Allora, scriva. La vittima è deceduta in circostanze misteriose. E non si legge la posta agli altri, cafone! Devo mangiare qualcosa. C'ho un buco nello stomaco che non le dico, guarda. Io sono un imprenditore e tutti gli anni vado in Sardegna. Mi ricordo ancora la prima volta che ci sono andato da rapito. Io sono un operaio e non vado da nessuna parte, ma pagherei chiunque mi portasse via dalla fabbrica. In Sardegna conosco un sacco di persone e un po' qui e un po' là passo a salutare tutti. A casa conosco un sacco di persone e un po' qui, un po' là devo dei soldi a tutti. Spesso d'estate in Sardegna mi fermo a guardare il mare. Che spettacolo! Spesso d'estate a casa mi soffermo a guardare le repliche di Sereno Variabile. Che spettacolo di merda! Provino Paganelli, terza. Devo fare il bagno, devo fare il bagno, devo fare il bagno, devo fare il bagno. Scusi Paganelli, cos'è sta roba? Arlecchino all'acquafan. Il prossimo. Mi torno dei tuoi padroni. Buonasera, sono la dottoressa Aida Caspita, insegnante di tecniche di seduzione. Questa sera vi insegnerò come si conquista un uomo al semaforo. Per sedurlo dovete provocare forti emozioni, lo superate da destra e vi fate tambonare. Quando scendete dalla macchina, gli lanciate uno sguardo assassino. Poi, per far capire che siete per la constatazione amichevole, ci prendete le mani e gliele mettete
qua. Così constate che le vostre guangiotte hanno un loro perché. Basta. Poi passate alla constatazione amichevole. Dicendo che Vischi ha già dato una botta alla macchina, ora può dare una botta anche alla conducente. Se dopo un'ora non succede niente, voi prendete il crick, ci poggiate sopra la sua testa e qualche reazione ci dovrebbe essere. Buonasera. Allora, mi raccomando, Trollese, mi raccomando, lei ha un passato di un certo tipo, insomma, Sì. militanza nel manifesto, in lotta comunista, Sì. in autonomia operaia, ma adesso quei tempi sono passati. Sì. Lei è un giornalista del TG4, quindi Sì. mi raccomando, cerchi di mantenere un contegno adeguato al posto in cui si trova. Sì, ma io di Berlusconi non parlo. In onda! Dal comitato di redazione. In occasione del 90° anniversario della rivoluzione russa, compagni... Trollese, che cosa sta leggendo? I soliti discorsi a parte. Oh. Buonasera! Trollese! Do la cera, tolgo la cera. È un modo per rilassarsi, no? Ma veniamo alle notizie di questa sera. Dopo Marte, confermata la presenza di acqua anche nella calotta cranica di Calderoli. Esteri. Solo per il 5% degli iracheni l'Iraq sarebbe un paese migliore senza gli americani. Per il restante 95%, infatti, anche gli Stati Uniti sarebbero un paese migliore senza gli americani. E veniamo ora all'ultima notizia. Sì. Sì. Silvio. Berlinguer! Scusami Bertinotti, ho dovuto accettare questo lavoro. Corona mi ricattava. Scusami. Adesso tutti gli adulti possono andare a dormire perché è venuto il momento dei bambini. È un momento straordinario dedicato proprio a loro. Signore e signori, attenzione, signore e signori, ho il piacere di presentarvi Fagiolino e Fagiolone. Eccoci qua. Eccolo qua. Buonasera. Non ho sentito bene l'applauso, così tanto... Ah, bravo, allora mi metto a posto il microfono, bravo. Bravo, eccoci qua. Grazie a tutti quanti. Ciao Fagiolino, ciao Fagiolino. Ciao Fagiolino. Tu sei nuovo? Sì, no. No, ciao Fagiolino. Sei come quell'altro No. tu, sì. L'altra volta c'erano degli altri, non importa. Comunque Fagiolino, non farmi fare brutte figure, sai, ecco. Oh, a proposito, sai dove sono stato la settimana scorsa? Dove sei stato? Sono Dimmelo, stato dai. in Sicilia. In Sicilia, E ma sai che cosa- bello. Sai cosa ho scoperto? Cosa hai scoperto? Cosa hai Cosa hai scoperto? scoperto? Cosa hai scoperto? Sai cosa ho scoperto? Mi fa venire a vomitare. Ma scusa, ma insomma continui a girare.
E insomma, allora, di cosa hai scoperto? Ho scoperto che in Sicilia ci si bacia dappertutto sulla bocca. Oh sì, davvero? E come mai? Perché c'è scritto sempre qui limoni. E sta in camuffa, sta in camuffa, sta in camuffa. Oh, lasciai un po' di satira politica, via che è moderna, no? Questo inverno? Sì. Quest'estate? Questo autunno? Diciamo oggi? Oggi. Scusate, ma Fagiolino e si emoziona. Alla sede della Lega, sai? Sì. Hanno deciso di fare una marmellata. È un burattino. Insomma, basta. È un burattino dislessico. Comunque, andiamo avanti, dai. Sai, Allora, vabbè, sai cosa sono capace di fare? Sì. Guarda qua. Guarda. Sei bravissimo, Aspetta. Cosa fai? Nuoti? Guarda. Ma sai fare tantissime cose, Aspetta, bravo. perché qua c'è un casino. Oh, mamma mia. E guarda, ciao! E ciao! Sì. E ciao! Scusa, e tu chi cavolo sei? Sono Fagianelli! Avanti il prossimo, avanti il prossimo, avanti il prossimo, avanti il prossimo. Comunque dai, andiamo avanti, senti, andiamo avanti, sì. Senti, ma perché ti sei infilato nel naso ieri un alfiere, una torre e una regina? Perché mi piace scaccolarmi. Mi scamuffo da solo. Scamuffati da solo che è meglio. Scamuffati da solo che è meglio. Oh, parliamo un po' d'attualità. Lo sai, stanno facendo le selezioni per Miss Italia. Ah sì? Sì. Mo va là. In tutti i paesi. Mo va là. In tutti i paesi. Mo va là. T'ho detto in tutti i paesi d'Italia. Ma mica tutti, Perché? A Correggio non lo fanno mica. E come mai? E vorrei vedere te leggere Miss. Ma stai in camuffa, dai. Senti, facciamo uno scherzo burattinaio. Sì, facciamo uno scherzo burattinaio, Sì, allora, dai. 1, 2, 3. Oh, se n'è andato via, Per forza. Gli abbiamo fatto una bella lavata di capo. Sì. Sì. E adesso come facciamo a stare su? È vero. Aspetta che la facciamo. Vedo un attimo. Aspetta, la facciamo Drammatico. Io sono fortunato. L'anno scorso mi hanno regalato un ficus Benjamin, oggi è cresciuto fino a 2 metri. L'anno scorso mi hanno regalato un bonsai, oggi è cresciuto fino a 2 metri. Ma il segreto è parlare alle piante e a dir loro cose carine, infatti ho rose e gerani bellissimi. Il mio cactus è sordo. Comunque sono contento di essermi dato al giardinaggio, perché ho scoperto di avere il pollice verde. Anch'io ho il pollice verde, è tetano. Per il concorso canoro Fred e Minnie, il cui primo premio consiste in un cesto di salumi e in un duetto con Tony Sentimento, la giuria, presieduta dal nostro sindaco, ha scelto come vincitrice la figlia del sindaco, Isagilla! Quando mi dici così, ti amo, io ti rispondo così, ti amo, come ci vogliamo bene, noi due, non ci lasceremo mai, 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 tutte le volte che tu sorridi, io t'amo sempre di più. Lo vedi? Dammi un bacio presto, presto, altrimenti non resisto.
E se questo non è amore, dimmi tu cos'è. Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa ed era riuscito a cancellare tutte le prove. Senza più uno straccio di prova, la prima dello spettacolo venne una merda. Beppe, tu sai che io a casa ho le foto di Chiara Candiani a Parigi. Infatti adesso per fare cabaret ci trasferiamo tutti in Francia. Ecco, voi rimanete qua, da là vi mandiamo una bella videocassetta proprio a questo No, ma indirizzo. un'immagine figurata ci trasferiamo, Ah. no? E poi non sei contento, parliamo dei francesi. No, è proprio un popolo che mi sta sulle scatole, francese. Ma perché? Ma queste usanze di pagare le baguette di giorno e le baguette di notte. E poi la baguette se la infilano sempre sotto l'ascella, secondo me lo fanno per risparmiare l'olio. No, ma che risparmiare l'olio è un'usanza, no? È un'usanza, io domani vado a fare la spesa, prendo un'amichetta, me la filo in quel posto, è un'usanza. Ma cosa? Ma poi proprio dei francesi che sono ma per carità, un popolo colto, un popolo intelligente, un popolo valorosissimo, E perché? coraggioso. E perché? Ha fatto la rivoluzione francese. Perché l'hanno fatta francese perché erano in Francia. Se erano bravi e valorosi andavano in Russia e facevano la rivoluzione russa. È come dire io di Pavia faccio la rivoluzione pavese. La rivoluzione pavese, cos'è? I pavesini al potere, tutti gli altri sono crumiri? Ma su. Comunque... Pavesini o crumiri, l'importante è pucciare il biscotto. Vabbè, ma che diciamocelo. ma che biscotto è biscotto? Su, basta, che qui dobbiamo parlare di Napoleone. Ma tu sai tutto di Napoleone? Tutto no, buona parte. Allora, innanzitutto c'è da dire che Napoleone non era né tanto alto né tanto bello. Oh, e finalmente, e quello là è bello lo devi fare tu, e quello là è ricco lo devi fare tu, e quello là c'ha i capelli e lo devi fare tu. C'è da dire, fra l'altro, che Napoleone aveva pochissimi capelli. Ma è perfetto per me. No, detto pochissimi, non neanche uno. Quindi? Quindi l'eroe narratore lo faccio io. Bastardo proprio fino C'è alla da fine. dire che Napoleone, pur non essendo alto e pur non essendo tanto bello, aveva straordinarie manie di grandezza. Aveva anche una villa d'Arcore. Napoleone aveva una straordinaria intelligenza politica. Ok, niente villa d'Arcore. No, ma ti vedo... Ti vedo vivace! Vivace! Ti vedo attento! Attento! Sì. Vuoi partecipare alla storia magari facendo la parte di colui che deteneva il potere prima dell'ascesa di Napoleone? Chi? Il re Luigi XVI. Oh, re, sono perfetto per il re, mi vedo già con la mia corona, proprio Bene. vestito proprio tutto Allora, bene. l'ascesa di Napoleone inizia nel 1796, quando re Luigi XVI viene Perfetto. ghigliottinato. Cioè così, subito. La storia. Ma non mi fai fare neanche, che so, un pranzo a corte. Fammi divertire con due cortigiane. No, non si può, dobbiamo fare la storia. Fammi lasciare almeno la frase ai posteri. Vabbè, una frase prima della ghigliottina. Ragazzi, cerchiamo di non perdere la testa. No, ci ho ripensato. No. Non puoi farlo tu. No, perché? No, non puoi farlo tu. Neanche, non puoi. No. Con la viglia che ti ritrovi, capace che mi rotoli fino a Marsiglia. Quindi... Senti, ascolta, allora, Napoleone non lo faccio, il re non lo faccio, dimmi che pizza vuoi, te la ordino così. Ma no, ma adattati alla storia, partecipa, insomma. C'è da dire che Napoleone, no, arrivato al potere, sconfigge piemontesi e austriaci e sigla la pace con il trattato di Campo Formio. Li ha anestetizzati. Così, tra editti, trattati e guerre vinte, alla fine riesce nel 1804 a farsi nominare imperatore. Ma come ha fatto un semplice stratega militare a farsi nominare imperatore? Sai cosa ha fatto? È riuscito a farsi voler bene dalla gente. Ah, le solite cose, meno tasse per tutti, 1 milione di posti di lavoro. Sì.
Diventato imperatore, le manie di grandezza di Napoleone esplodono all'ennesima potenza. Ad esempio il vezzo di passare in rassegna le sue truppe con la mano infilata sotto la giacca. Ma no, famoso. anche lì è una diceria. Lui non era tanto alto e quando andava in battaglia tutti gli facevano gli auguri. Allora quando infilava la mano qua si grattava le balle. O il vezzo di rifarsi riprendere, sempre ritrarre a cavallo. Cavallo goloso. Non c'è da scherzare, perché di Napoleone ne ha conquistate tante di donzelle a cavallo. Cavallo geloso. Certo che stando tutto il giorno sulla groppa del cavallo, poverino questo animale soffriva di mal di schiena. Cavallo scoglioso! Basta col cavallo! Delfino curioso? Napoleone regna incontrastato per più di 10 anni. I suoi problemi iniziano nel 1814. Prodi torna all'opposizione. Ma non c'entra niente Prodi. No. Napoleone i problemi li ha avuti con la Russia. A differenza del Berlusca che ce l'aveva con tutti i comunisti. Vabbè, insomma, Prova viene sconfitto e esiliato all'isola d'Elba, ma rimane solo un paio di giorni e poi scappa. Vorrei che vedere, l'hai visti i prezzi dell'Elba? Cioè al massimo fai 2 notti, mezza pensione e poi devi andare per... Rientra a Parigi da questa fuga, torna al potere ma per un periodo molto breve, il regno dei 100 giorni. Perché è durato 100 giorni? No, perché lui ascoltava sempre Caterina Caselli. Ah, la Caselli. 100 giorni, 100 notti. Ma certo che perché era durato 100 giorni. Dopodiché, sottovalutando la potenza della Russia, ritenta la conquista, ma viene definitivamente sconfitto a Waterloo. Vabbè, è chiaro, se sei nei pressi di un water una cagata la fai, non è... Sconfitto, viene esiliato nell'isola di Sant'Elena, dove trascorre i suoi ultimi giorni circondato dagli inglesi. Da qui le sue ultime parole. Ma come cavolo guidate? Ma siete in contromano! Tutto questo l'abbiamo trovato su un sito internet intitolato www.napoleone.fr. Da lì in poi, circa aggiornato verso il 6 maggio 2003, non sappiamo cosa ha fatto Napoleone. Che so, una salva previti. Ha ricontato le schede. Non so, ha detto agli esteri italiani vuoi che di andare a votare. Però ha perso le elezioni, non lo sappiamo. Tutto il resto è storia. Provino Paganelli, quarta. Salve, sono la cugina facile di Minni. Mignotta. Se ne vada! I prossimi? Buonanotte, popolo della notte, dal vostro DJ della notte, in diretta qui su Radio Notte Fonda. Questa notte è dedicata ai vostri saluti, i saluti della notte in diretta qui sulla nostra radio, ma prima una grande sorpresa. Questa notte abbiamo 2 nuovi centralinisti che filtreranno le vostre telefonate. Ci siete centralinisti? Sì, ci siamo, ecco qua. Ci siete? Sì. Ci siamo, sì, eccoci. Eccoci qua. Oh, guarda che bei centralinisti, scusi. Ciao. Sì. Io sono Fagiolone. Ciao. Io faccio Fagiolino. Io sono Fagiolino e rispondo al centralino. Io sono Fagiolone e rispondo al centralone. Siete anche 2 burloni. Ma allora passiamo subito alla prima telefonata. Vi ricordo che questi 2 centralinisti sono stati assunti in prova. Però ve lo dico, una confidenza, sono ancora in nero. Chi sei, ascoltatore della notte, in linea? La chiamo io. Renate di Giacinta all'intendenza di Francia. Ma che per davvero stai dicendo che questi 2 sono assunti in nero? No, stavo scherzando, tutore della legge. Il tutore ne avrai bisogno quando faccio cadere la mannaia del fisco. Accidenti, si scherzava, non si preoccupi. Per cortesia. Vuole fare anche lei un saluto? A chi? A questi 2 deficienti qua? Io me ne vado, mi raccomando. Fate le cose come si deve. E poi 2, per favore, centralinisti. A 50 anni trovatevi un lavoro dove non vi dovete vestire come 2 deficienti. Ascolta. Con la pantegana in testa. Oh, guarda che ti scamuffo con la tela col telefono. Ma butti giù questa telefonata, meglio, va. Ma vedo che questi centralinisti, i nostri centralinisti hanno risolto brillantemente questa situazione, ma lo sapete che siete proprio bravi. Oh sì, siamo anche simpatici. Ma anche molto comici. Sì? Addirittura. Senti questi DJ, Senti questa battuta. Lo sai tu, DJ? Qual è l'animale che ha una faccia così? No. Il visone! Aspetta, mi devo scamuffare da solo. Scamuffati da solo. Che questa... tu lo sai, DJ? Lo sai. Il pesce che non si trova mai? No. Lo sai? Il pesce persico. No. Ma siete incredibili! Però adesso andiamo avanti con la prossima telefonata. Andiamo avanti con la prossima telefonata. Chi sei, ascoltatore di Radio Notte Fonda? Sì, ascolta, sei il tuo cervello che sei in Notte Fonda. Ma scusa, chi sei, amico dell'etere? Cosa è il catetere? Ma cosa? No, forse non hai capito. Forse non hai capito, tu sei in onda. Ma cosa sei un corso di nuoto? Ma guardi! Ma chi è?
Ascolta, Ma rasa di insulso. Ma che insulso? Volevo dire che mi volevo solamente due pizze Sì. a rosmarino. A rosmarino. No, con sto telefonino. Te le diamo noi le pizze, guarda. Con i telefonini moderni qua non capisco niente come funziona. Ma che ne so io come funziona, ma non ha qualcuno vicino a lei che se ne intende? Che se ne intende? Eccomi qua! Ciao zio, come va? Ma questo Hai qua viene bisogno? sempre ogni volta. Niente, e se me ne vudo, scusa, dighe. Ma cava so che questo. Dighe, scusa, è il dighe idea notte. Ma che DJ? Dighe, mi non so cosa dire. Ma poi ci credo che ti girano i totani se hai a che fare con queste persone ignoranti qua. Sì, faccio notare che si sta sentendo tutta la vostra telefonata. si è sentito. Allora, No, o fate i saluti o metto giù. Sì, volevamo salutare. Volevamo salutare tutti quelli che ci conoscono. Bene, va bene così, una telefonata veloce. Bene, No, grazie. no, tutti quelli che ci conoscono cominciando da... Sì, dalla famiglia Bortoeato della Mon. Via. Dal Vignase con le famiglie Masiero e Frisarin. Sì, non è che li facciamo tutti, i Da saluti. Brusegana, Santin, Bortoeato e Bortoeto. Da Ronchi del Volo, le famiglie Cantin, Canton e San Mistraro. Da Fontane di Villorba, Zennaro, Santin e Scalpinello. Ci sono anche quelli di Sassuolo, Se vuoi lesere tutto città. Sì. Il nostro vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Se a me sei finita regia, ma filtrate telefonate! Passiamo ora alla zona dell'Alto Vicentino. Scusa un attimo, non si capisce niente! Aspetta che deve dire l'ultima cagata. E ti vai così così a fare, guarda di... Fai di una battuta, una de decente che nega. Avanti, dai, avanti! Volevamo salutare... Chi volevamo salutare? Chi? La famiglia Tedeschi che in questo momento ci sta odiando. Ciao Tedeschi! E non dimentichiamo comunque anche di passare a tutta la provincia dell'Alta Vicentina, dove che un'ottima reputazione, la famiglia Tattiene, Bortoin, Bortoiato e Bortoeto. E da Schio la famiglia Scantamburlo e Peneanda. Senti Fagiolino, si sono andate sono cadute tutte le linee, sono cadute andate le via linee. tutte. Allora come facciamo a stare su? Guarda, ma guarda che roba, aspetta, dobbiamo fare un trucco, Forse vediamo un po' più dietro. Guarda che trucco, vai. Meglio che ce ne andiamo via anche Vai, noi. via, vai, 1, 2, 3. Dunque, per il finale io volevo riportare lo spettacolo entro binari seri ed impegnati, dopo questo spettacolo indecoroso. No, scherzo, sono molto divertito. Come dire, le canzoni, come vi avevo detto, sono importanti e io volevo concludere questa serata così in allegria parlando di politica. Anche la politica diventa divertente solo cambiando qualche parola a canzoni che tutti voi conoscete. Per esempio, adesso il problema di Prodi è stato quello di rifare il governo, di presentarsi al Quirinale e per far questo ci vuole un fisico bestiale per presentarsi al Quirinale con la lista dei ministri e le facce un poco tristi. Ci vuole tanto allenamento, sai, per governare il Parlamento, sai, il Parlamento, sai. E ancora adesso in mezzo a tutto sto casino dimagrisce ancora un po' Piero Fassino. Però il governo è unito, il governo ha gli stessi obiettivi. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei scoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera, perché di là l'opposizione è agguerrita. Nella piscina di Berlusconi i moderati senza opinioni organizzarono delle riunioni per poter vincere le elezioni. So mica un pirla, cosa credi? Non so suonare la chitarra. Lo faccio se vuoi.
40 moderati in fila per sei sotto l'occhio di bue, si unirono compatti in fila per sei sotto l'occhio di bue, la destra sdoganata in fila per sei sotto l'occhio di bue, le fasce lineati in fila per sei, come nella P2. E prepara la battaglia con lo slogan Forza Italia. Anche il cavaliere viene indagato senza pietà, e però nel frattempo la Lega vuole sempre la secessione. No, Roma no dai, Nord libero da Padania mia, lontan da Roma, or si può star zan zan. Mi ricordo camicie verdi e le feste laggiù a Pontida, col nemico mio più sincero, un marocchino dal viso nero. Quando c'è Borghezio qui, la Brianza non ha più confini e l'Odigiano arriva su a Bolzano, la Val Camonica mi sembra e chi sta al di là del Po per mille già un tero e volevo chiamare gli ospiti di questa serata. Grazie. Allora, l'uomo da 1000 travestimenti, ma ahimè il volto è sempre quello, Pierpaolo Paganelli. La vera mente lucida del cabaret candiano, Maurizio Feraco. Una donna dal fascino sanitario, Anna Marcato. Sono tutte belle le mamme del mondo, ma questa è la più bella, per la mamma di Ado. Un falso magro, un falso playboy, ma un vero idiota, Dado Tedeschi. Per lui ogni questione va dibattuta, Roberto Serafini. Chiedo scusa, una battuta in zona Serafini. I libri ti arricchiscono, certo devi venderne molti. L'unica donna che con l'avanzamento veloce parla normalmente, Paola Ruffo. Il bello giovane del cabaret Candiani, Emiliano Trollesen. Il bello anziano del cabaret Candiani, Fabrizio Cacciani. Per loro CSI vuol dire comici sempre imbecilli, Paolo e Max. I fagiolini sono il contorno ideale della comicità di Diego e Paolo. Stasera un artista di vero buon gusto, Tony Sentimento. La Minni Minoprio del Piave, Isa Gilla. Non hanno ancora capito se fanno radio o televisione, Marco e Pippo. Il padrone di casa di questa sera, i Rospi.
Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto. Bentornati a Candiani Factory. In questa puntata vedremo il cortometraggio di origine afghana Mahama di Mohammed Haidari. Parleremo della città con Francesca e Massimo Caverlotto, Elvira Rossi e Giulio Gaeta. E infine l'agenda con gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani di Mestre per tutta la prossima settimana. Il cortometraggio che vedremo questa sera su Candiani Factory viene dall'Afghanistan, si chiama Mahama, la nonna, ed è girato da Mohammed Haidari. Un cortometraggio che è stato in concorso alla 9ª edizione del Mestre Film Fest, vincendo il premio Short Stories come miglior cortometraggio internazionale e vincendo anche il premio speciale per il centenario della CGIL. È un prodotto realizzato a basso costo, sostenuto da un'emittente televisiva, il racconto di una bambina alla ricerca della fede. Un cortometraggio girato, come è intuibile, in un territorio che sta vivendo pesantissimi conflitti. Dopo l'esperienza dei premi ricevuti al Centro Culturale Candiani per questo cortometraggio, la troupe di Mohammed Haidari si è fermata a Venezia per continuare a girare nuovi lavori e speriamo che questo sia per loro di buon auspicio. Per voi invece la visione di Mahama, la nonna di Mohammed Haidari. Buona visione! بچه داری ما گفتم نه گوشوار داری گفتم نه یه چیز وجود از خدا خواه یعنی ما رو کموش کی کرد دلدگری کی کرد طلاب کرد خواه یعنی اون رو شو ده کوتل بالا کدی بیگا به قدوری کوتل کی رسید یاد خدا را ده جر ادا کرد داد این روزی پنجشنبه و بیگای جمعه ده خواب را یعنی دیگه وقتا رفتی در ساخته سر جنگل در شیروم اون تو آزابیار دیدی دیگه سالی 2 لگه از تمار مره از تایید میره از چیز میره یه وقتیم یک گاهی زمزم دکار میره یعنی یک خاک مخصوص پیدای شما یک 4 دانه اسفن یعنی دونمو تو کموش هستین دیگه یعنی گای نماز پای مفتم گای نماز پای نمفتم مریضم این بگا خوراکیت نداریم خواه ما بچه منالی از بچندر این بگا گفتیم که چیز بیار ملا بیار قلم بیار یعنی خلاص شدم تو ناپامی ما امروز بیای نشتادیم شوین سبا همین بگا رو ما سبا میتونم نمیتونم یعنی حالم خرابه یعنی ترو حالا ده جان ما خواه چه ما ید نمو پا ما هرچی که میگم ملا بیار که بیار تو حالم خرابه مریض استم یعنی شاو سبا میتونم نمیتونم یعنی ما مومرم ره بچه ما چطور کنم مالی بچه ما بور 1-2 نفر بیار که ما بی ایمان نرم دل ما سان داشته بچه ما چخرا نکن دختر ما چخرا نکن که این نلغر دل دگری میکنه مادر خوب میشه بیا که باریردیم
ومنار مساجد وما كان وما أنزل إلينا بمثل ما آمنتم به ولكم أعمالكم ونحن موسى وعيسى وما أوتي نبيون من ربهم لكم الدين فلا تنبتون إلا وأنتم مسلمون. سلام دختر جان، چرا دیر آمدی؟ خدا به بیت رو شفا بده دختر جان. استاد چیکار کنیم که بیبیم جاشه؟ خب مقصد درس رو کوشش کو یاد بگیر، انشالله بیبیت خوب میشه. فهمیدی؟ با دیگه خداحافظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى ربهم أولئك هم المفلحون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادنا الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون خادنا الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض ختم الله لهم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادنا الله والذين آمنوا بالله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم خاله بیبیم کجا شده؟ بیبی دنیا رو ایلا کده دنیا رو بیبی تو بخش ده دختر خادنا الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولعذاب أليم كانوا يحذرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما هم المفسدون
Candiani Interview, lo spazio di approfondimento sulla città. Quest'oggi parliamo con Francesca e Massimo Caberlotto, Elvira Rossi e Giulio Gaeta. Che idee o che ricordi ha di Mestre? Io conosco benissimo Venezia perché ho avuto la fortuna di abitarci tantissimi anni, proprio perché mio padre era veneziano e me la sono goduta proprio come da bambini si può godere una città magnifica. Mestre, posso dire, la conosco abbastanza, non bene come Venezia, però in diverse occasioni sono venuta, diciamo, e conosco, ecco, abbastanza le sue attività culturali. Ero stata qualche anno fa a dei concerti anche organizzati per dei giovani. Io ci lavoro a Mestre, ma ho vissuto fino a un po' come Mogliano, mi sono trasferito da poco, perché non vivo la realtà al di là del lavoro. Venezia, diciamo, è già un altro mondo, per noi altri con ritmi diversi. Mestre appunto l'ho conosciuta in un periodo più avanzato, però mi pareva interessante anche certe manifestazioni a cui avevo partecipato, proprio perché anche dei ragazzi che io conoscevo si esibivano in spazi proprio dedicati a loro, qui e anche abbastanza vicino. Ecco, diciamo che da questo punto di vista qui un po' adesso si sbiadisce, perché poi appunto per ovvie ragioni, insomma, sono stata più a Firenze, però me le ricordo sotto questo aspetto, diciamo, ecco. Venezia c'ha anche una contrapposizione completamente moderna che è qui a Mestre, dove peraltro ho abitato un breve periodo, ma in fondo senza risentire troppo di quello che poteva essere il disagio della modernità, forse anche perché prendevo l'autobus e poi ero a Venezia tutto il giorno. Ora? Hai altre domande imbecilli da fare? No. Che cos'è secondo lei una città? Che cos'è una città? Una città è comunque l'aggregazione di tanti individui intorno probabilmente anche a modi di vivere condivisi e mete anche lavorative probabilmente che tengono insieme le persone. Mi pare di cogliere che qui a Venezia lo spazio delle iniziative dirette è molto più esteso. È chiaro, ad esempio, questo Centro Candiani ha un calendario di impegni molto fitto, e questo senz'altro ha delle potenzialità positive. Mestre è una bella città che chiaramente soffre della presenza di Venezia, e Venezia è una bella città che soffre della presenza di Mestre, però è bella, c'è il centro storico di Mestre che è molto bello, un po' antico, c'è un'edicola, andavo a prendere il giornale e poi ci sono dei negozi, è bella città, la gente parla il mestrese, poi c'è il teatro, tanti teatrini. Pieno così, Mestre, cioè c'è solo teatro, Mestre. Il net, che adesso si dice tanto in senso moderno, questa rete probabilmente è una cosa non solo moderna da un punto di vista di legami che si fanno con la tecnologia, ma prima legami di persone che si conoscono e che camminano vicino e hanno più o meno le stesse esperienze. I legami tra una generazione e l'altra fanno sì che l'esperienza si trasmetta. Un ultimo pensiero sulla città di Mestre. Te lo chiedi poche volte, ecco, forse che cos'è Mestre. Probabilmente Mestre ha poche occasioni ancora per ritrovarsi e scoprire che c'ha un passato che ci ha tenuti legati, tutto sommato, e ci tiene legati, e è una comunità che non lo dimostra probabilmente. Non c'è bisogno di eventi storici straordinari per tenere legati, imprese storiche da mettere la targa. Credo che forse Mestre dovrà ripensare a questa sua comunità che tutto sommato è diversa da Venezia, si è sviluppata attorno a Marghera soprattutto, però non è soltanto Marghera. Bella Mestre, molto bella, molto bella. Quelle montagne qua che si vedono, la spiaggia proprio bella. Conosco perfettamente la città e le sue esigenze. Votatemi come sindaco di Mestre, perché... Per tutto il mese di maggio al Centro Culturale Candiani, ogni martedì e giovedì alle ore 21, il ciclo Le famiglie ipermoderne, proiezione di film sul tema della famiglia.
mercoledì 2 maggio alle ore 15, per il ciclo Verso la maturità, scrittori italiani del Novecento, l'incontro su Giuseppe Ungaretti con Gilberto Pizzamiglio. Giovedì 3 maggio alle 17:30, lo spettacolo Marietta di Gianfranco Pontini, curato da Bruno Rosada. Sabato 5 maggio alle ore 17, la presentazione del libro Mi racconto, ti racconto, storie e ricette del nostro mondo, a cura di Reza Rashidi. Prosegue fino al 6 maggio al Centro Culturale Candiani la mostra La Via Emilia, fotografie di Franco Fontana. E fino al 27 maggio la mostra Una generazione intermedia, artisti a Venezia negli anni 70. Prosegue fino al 26 maggio alla Galleria Contemporaneo di Via Piave a Mestre la mostra delle opere di Brigitte Covans.